Oggi Arquà Polesine ospita un importantissimo convegno sul tema delle rette e le case riposo. Cosa cambierà per i comuni e cosa teme come sindaco? Intanto buongiorno, sì, Arquà ospita e siamo orgogliosi di ospitare questo convegno che è di valenza interregionale, direi. Per i comuni esiste già una legge, esistono già delle regole per il ricovero degli anziani non autosufficienti ultra 65 anni. Dovrebbe intervenire il comune, però quello che noi ci aspettiamo è che sia la regione che dà una mano ai comuni, perché i comuni penso che da soli non riuscirebbero mai a farcela. Noi già abbiamo qualcuno al quale aggiungiamo il nostro intervento per il pagamento della retta. Se questo numero dovesse aumentare ci troveremo in grosse difficoltà di bilancio e penso che sarebbe una cosa abbastanza grave, insomma, per il comune. Cosa vi aspettate da ANCI Veneto? Cosa proporreste che faccia l'associazione per voi? Per noi che ANCI Veneto si facesse portavoce nei confronti della Regione per riuscire a vedere se la Regione riesce a istituire questo, come mi pare parli la legge, questo fondo di solidarietà, in modo che il pagamento delle rette da parte del comune diventasse, chiamiamola così, una partita di giro: io pago e poi la Regione Questo è quello che ci attenderemo dall'ANCI, che facesse pressione assieme a noi, ma assieme a noi che siamo sempre i soci dell'ANCI, nei confronti della Regione. Perfetto.